visto il carabiniere soccorrere i prigionieri con la devozione della suora. L'ho visto confortare il condannato come il sacerdote nell'ora estrema. L'ho visto, dopo le lotte, curare i feriti come il medico. L'ho visto nella famiglia calmare gli odi e i rancori, come confessore. L'ho visto presiedere le feste del villaggio come il patriarca della tribù. L'ho visto combattere come il guerriero, soffrire in silenzio come il religioso e morire come il martire. Ritrovate la seconda edizione Sono Stelina, un memore dedicato alla figura del grande maestro Mariano Melis. Abbiamo voluto aprire questa serata con un pensiero dedicato alla figura del carabiniere, con il sottofondo della Virgo Fidelis, Maria è madre di Gesù. Dal 1949 è diventato l'inno dell'anno dei carabinieri. Mariano Melis, prima di essere stato un grande artista di grande talento, aver dedicato parecchio del suo tempo alle tradizioni popolari sarde,
è stato anche un appartenente all'Arma dei Carabinieri, dove lui andava orgoglioso e fiero. Ecco perché abbiamo voluto con la famiglia ricordarlo in questo modo. Questa fase ho i brividi, perché comunque ho prestato 32 anni all'Arma dei Carabinieri. Questa sera non sarò da solo, ma affiancherò una grande donna, una grande artista, una grande cantante, signori e signore, Sabrina Sanna. Buonasera a tutti, bentrovati, benvenuti, ben ritornati. Dopo un anno e con grande fatica ma con tanto amore e passione siamo riusciti a realizzare questa bellissima serata per voi in nome e in onore del grande Mario Melis. Mario era una persona straordinaria, prima ancora di essere un artista straordinario, un grande appassionato, innamorato fin dall'inizio del suo tempo e fino alla fine del suo tempo del canto tradizionale, della musica popolare in tutte le sue accezioni. Sicuramente nel suo cuore c'era tanto amore per la lingua campidanese, ma nella sua vita ha realizzato davvero tante musiche e tanti canti con tanti artisti che provenivano da tutta l'isola. E proprio per questo motivo stasera avremo tanti ospiti che vengono da tutta la Sardegna. Anzi, cominciamo subito con il primo ospite, un grande artista, si può dire un amico di famiglia, un amico per Mario, un amico per Alessandro, per tutta la famiglia Melis. Lui è uno dei più grandi esponenti del canto gallurese. La sua voce calda e avvolgente è in grado di trasmettere profondi sentimenti di appartenenza e amore per la Sardegna. Con la sua musica riesce a mantenere vive le radici della cultura sarda. E per voi Luigino Cossu.
Alessandro Melis.
Ma iniziamo col botto. Luigino, voce straordinaria di Gallura, ma di tutta la nostra isola, veramente un onore averti qua con noi. Io vorrei chiederti che ricordo hai del nostro Mariano? Allora, innanzitutto sono molto emozionato perché ho dovuto, come si dice, rompere il ghiaccio, si dice nello spettacolo, giusto? Esattamente. Quindi avevo questa, come dire, quest'onere, però con piacere sono qui stasera, vi ringrazio per avermi voluto. Io ho avuto l'onore di conoscere Mariano, mi ricordo la prima volta lo conobbi proprio a casa di Alessandro, venivo con Giovanni Puggioni per provare, perché allora eravamo in giro con una tournée, e Alessandro era il nostro grandissimo chitarrista, e ho avuto modo appunto di conoscere Mariano. E dopo da lì ci siamo incontrati tante volte e questo è qua. Due progetti futuri. Ma progetti, io continuo a girare la Sardegna, non solo da solista, sono anche direttore di cori, tra i quali il coro di Brunella, che sicuramente avrete avuto modo di sentire. Diciamo salito alla ribalta grazie alla Savitri, il canto che ha scritto il grande Soleandro, e uno dei tanti cori, poi un coro a San Teodoro, un coro a Codrongianus. Basta. Non mi annoio, ho un gruppo musicale. Benissimo. Allora abbiamo un pensiero anche per lui. Allora noi chiamiamo la nostra bellissima Francesca che ti consiglierà un ricordo di questa serata. Facciamo un applauso a Francesca.
e ci congediamo da Luigino. Grazie, grazie. Grazie Luigino, grazie. Io vado avanti con lo spettacolo e abbiamo una cantante fantastica. Attenzione, non andare oltre, perché No, poi... mi piace andare in mezzo al pubblico, Giampaolo, lo sai, eh? Io farei proprio un volo in mezzo al pubblico. Una cantante straordinaria, dalla voce angelica, io credo tra le voci più angeliche che noi abbiamo qui nella nostra isola, vero Giampaolo? Sì, è una delle voci più talentuose della scena musicale sarda. La sua voce calda e potente ha conquistato molti appassionati di musica tradizionale e non solo. Ha dedicato gran parte della sua carriera a diffondere la bellezza e la ricchezza del patrimonio musicale della sua terra. Signori e signore, Gabriella Cambalau. Tutto per te. Grazie. Buonasera a tutti. Sono molto onorata di dare il mio contributo al grande Mariano Melis, che ho avuto l'occasione, la fortuna di conoscerlo e di essere accompagnata da lui. Io questa sera ho scelto 3 brani e ho scelto anche di essere accompagnata da Alessandro, il figlio, che farei un grandissimo applauso perché è veramente bravissimo. E Mariano so che sarà felice di questo. I brani che ho scelto, il primo è il canto in re, che ho voluto appunto farmi accompagnare da Alessandro nel modo tradizionale, nel metodo tradizionale. Io in genere faccio musica innovativa e in genere il canto in re di Maria Teresa Cao lo faccio solo voce, ma ho voluto per questa occasione essere accompagnata da Mariano. E il secondo brano che vi proporrò ha per titolo Stella, un brano di Bruno Noli. Bruno Noli è un musicista, lo conoscerete. Io ho iniziato la mia carriera con lui, formando il duo Noli-Cambarao, che purtroppo sta poco bene, sarebbe voluto venire qua, mi avrebbe fatto molto molto piacere. E poi, come ultimo brano, Non potrò riposare, il classico dei classici. Grazie a tutti per essere qua nonostante il tempo di freddo. Grazie davvero. Io
stelle. No tu mai venas
Grazie Alessandro, bravissimo. E grazie a Bruno, non potrei posare. Non potrei posare l'amore ancora, penserti e solo dolci momento, non esiste sempre su la prende oro, ne indispiegare o pensamento, t'assicurati è solo l'amore. T'amo, forte t'amo, 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 t'assicurati è solo l'amore. T'amo, forte t'amo, t'amo, t'amo. Se susurregherò di no sapere chi splende su Manzano sorriente, flore per il suo battido e mie, sempre coro meu, sei presente, amore mio amore, vive senza amargure, dolore, amore mio amore, vive senza amargure, dolore. Grazie, grazie, Ma Gabriella, ma quanto siamo felici di averti qua. C'è un motivo, uno dei motivi, a parte che ti adoro il tuo canto, ma siamo anche compaesane. E quindi ancora di più, no? Io sono prima di tutto bruciaresa. Siamo bruciarese. Gabriella, allora quali sono i tuoi prossimi impegni con la musica? No, allora il prossimo impegno sarà il 27, praticamente il sabato prossimo, ci sarà il mio concerto saremo un duo, avrò a fianco un bravissimo pianista Tommaso Deiana, se volete, il concerto inizierà alle 9, via Ligio Porcu, casa Deiana. Farebbe molto piacere, se avete piacere anche voi. Grazie. Francesca, per la regina della serata anche un omaggio floreale. Buona serata.
Grazie. Bene Giampaolo, proseguiamo con due artisti straordinari che non vengono da tanto lontano, anzi da tanto vicino perché sono di Quartu Sant'Elena. Sono due strumentisti, polistrumentisti che amano la tradizione sin da bambini. Sì, uno di questi suona l'organetto, che è uno degli strumenti più amati della musica sarda, ma nelle sue mani diventa un mezzo che riesce a trasmettere tutta l'essenza e i ritmi tipici della Sardegna. Chi sono? Giacomo Longoni e Giovanni Pisu.
Giovanni Lisi, Alessandro Melis, veramente ci hanno dato uno spettacolo straordinario stasera. Pensate, questi ragazzi si conoscono da quando sono piccini, è vero? Hanno iniziato che erano proprio piccolini a suonare insieme e la loro amicizia è rimasta nel tempo, ancora fino ad oggi. Io sono molto contenta perché stasera si è riunito sul palco di Sonus de Vida un trio che non suonava da tanto tempo insieme, è vero? È vero, Giovanni? Benissimo, anche con Alessandro da piccoli. Allora Francesca, vieni che Ascolta però, omaggiamo questi stiamo giovani. trascurando Alessandro Melis, lui è sempre dietro che vuole parlare. È vero? Avvicina il microfono. Facciamo dire due cose anche ad Alessandro. Allora, buonasera a tutti. Scusate, oggi sono invadente perché ho passato già tutta la sera sul palco. Io volevo ringraziarvi ovviamente a nome mio, della mia famiglia, insomma, per essere qua per ricordare Babbo, che insomma ho visto, scusate se non mi sono avvicinato a tutti, ma qui lavoro tanto e quindi mi avrete preso insomma un pochino per maleducato, ma oggi deve andare così. Vi ringrazio, vi ho conosciuto tutti perché conoscevate il Babbo e sono felice che siate qui, insomma, quindi un applauso, dedicatevelo perché è troppo bello vedervi davanti. Grazie. Basta la tua chitarra. Bene, infatti, io non so C'è parlare. la chitarra di Babbo. Ok. No, aggiungo insomma un dettaglio con Giovanni e Giacomo, diciamo che siamo saliti quasi insieme sul palco, anche se loro sembrano più giovani di me. Siamo saliti quasi insieme e abbiamo fatto un bel pezzo di percorso insieme, poi ognuno di noi insomma ha preso la propria strada, ma oggi ci ritroviamo dopo tanto tempo e è stato divertente come vecchi tempi. Grazie ragazzi, grazie di cuore. Grazie ragazzi, grazie. Allora, Giacomo, però ti chiediamo di stare un attimo qui con noi. Sì, vieni Giacomo. Vieni. Allora, noi stasera vorremmo fare un abbraccio ancora più forte a Giacomo nel ricordare una donna straordinaria, una grande guerriera, una farfalla che vola adesso libera, la grande Roberta, e ti vorremmo dare un piccolo omaggio floreale da portare a lei. Ti vogliamo tanto bene. Roberta era amata dalla sua famiglia, è ancora amata da una grande comunità come quella di Quarto, conosciuta da tutti, e non verrà mai dimenticata. Faremo in modo che non sarà mai dimenticata. Grazie. Dunque, non è facile riprendere. Io sembro così, però io mi commuovo. Anche se in televisione poi vado a fare il provocatore. Però tu mi accapo con queste cose. Lo so. Giampaolo, dentro questa corazza c'è un tenero Mi hai fatto cuore. leggere l'inizio e ho pianto. Cioè, io non sono venuto per piangere, ma sono venuto anche per... E sapessi che cosa non servo per te tra un po'? Sapessi? C'è un artista tra un po' che deve arrivare qua con una voce, il prossimo artista, che viene da molto lontano, da Olbia. È un livello veramente eccezionale, una voce piena d'amore e di pathos, e lui ama cantare soprattutto l'amore e le storie d'amore. Io veramente non l'ho incontrato. Non l'hai Io sono arrivato da Olbia, incontrato, non l'hai incontrato. Eppure dovresti conoscerlo. E chi è? Sei tu Giampaolo. No, Lo so che non te l'avevo detto però. Abbiamo deciso che io venivo a presentare. Sono presente, lo so, però facciamo un'eccezione, lo vogliamo sentire, sì. Sì. Non sono in grado. Giampaolo, vai a cambiarti veloce per fare questo brano bellissimo. Ma davvero? Assolutamente sì, cambiati, fai come Wonder Woman. Allora, Giampaolo ha degli autori straordinari, intanto presenterà un brano che appartiene all'ambient della musica neomelodica e ha degli autori straordinari perché per lui scrivono dei parolieri, dei musicisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Se vi dico questo nome lo ricorderete sicuramente, i Collage.
Giampaolo ha aperto i concerti tutta l'estate appunto di questo gruppo straordinario e proprio Pino Ambrosio e Massimo Eretta hanno scritto un brano per lui bellissimo, La voglia di cambiare, che stasera ci farà sentire in anteprima per la prima volta proprio qui sul palco di Sonus de Vida. Per voi Giampaolo Barcelloneta. Tutti i giorni sono uguali, programmando il tuo domani, mentre liberi la mente da un pensiero un po' invadente e ti fermi ad aspettare nuovi amori da inventare. Nascosta la malinconia entro i confini del tuo cuore, non esiste più l'amore. Ora cerchi un altro modo di sentirti meno solo. C'è una donna nel tuo letto prima di lasciarti andare. Guarda almeno quanto vale. È la voglia di cambiare che ti prende dentro il cuore, ma continuerai ad amare questo vecchio grande amore. Basteranno poche stelle ed un pizzico di luna per sentire sulla pelle quei momenti di avventura e la voglia di volare verso facili evasioni, con la libertà di sempre fare tue le sue stagioni e seduti in riva al mare fino al sorgere del sole, raccontare la tua vita e poi finire a far l'amore. Caro mio sincero amico, non è facile cambiare. Tocchi il cielo con un dito solo se ti lasci andare nel tuo ruolo originale. E nel buio il silenzio ti fa stare male, i ricordi che affiorano quasi a morire, ed il vento che soffia fino a farti tremare, quando tu avrai scoperto quanto è grande l'amore. È la voglia di cambiare che ti prende dentro il cuore, ma continuerai ad amare questo vecchio grande amore. Basteranno poche stelle ed un pizzico di luna per sentire sulla pelle quei momenti di avventura e la voglia di volare verso facili evasioni, con la libertà di sempre fare tue le sue stagioni e seduti in riva al mare fino al sorgere del sole, raccontare la tua vita e poi finire a far l'amore. Grazie. Io non canto in sardo, ho provato a cantare qualche cosa in algherese, forse la vedete in TV a videolina, però mi sono concentrato molto alla musica pop neomelodica, sono molto legato ai collage perché i miei autori, infatti la timbrica, sentite anche i cori, sono sempre dei collage. Bene, mi hanno lasciato da solo, non so cosa devo fare. Cosa devo fare? Me ne devo andare?
No, assolutamente. Ma non è che vuoi stare da solo di qua? Non farmi parlare. Cosa è successo? È andato, eccoci, ci siamo. Dicevo, ma non è che vuoi stare da solo che mi vuoi mandare a casa? Allora, c'è un piccolo cambio di programma, abbiamo un ospite che stasera è venuto qui proprio apposta per fare dei saluti al nostro caro Mario Melis, che è un amico di tutta una vita. L'ha conosciuto quando erano piccoli e l'ha accompagnato fino alla fine dei suoi giorni, veramente con tanto affetto, tanta stima. E Giovanni Cogoni. Vieni pure, Giovanni. Io lo so che sei già commosso, è vero? Sono commosso perché innanzitutto questa manifestazione è bellissima e Mariano se la merita tutta. E poi, come lei ha fatto il ricordo anche di Roberta, mi ha proprio stretto il cuore. Io praticamente voglio andare corto perché è giusto che vada avanti la trasmissione. Questo programma è bellissimo e non voglio rubarvi spazio. Dunque, io con Mariano ci conosciamo da bambini, abbiamo lavorato insieme dall'età di 15 anni, così che avevamo tanti sogni insieme nel cassetto, dovevamo partire addirittura insieme in Australia. Lì in quel periodo c'era tanto lavoro, tanta richiesta che si facevano soldi e era allettante la cosa. Per fortuna né io né lui siamo partiti perché sarebbe stata una grande mancanza per la Sardegna di un artista così grande come Mariano Melis, che oltre che come grande artista era un amico con un cuore grandissimo, una persona eccezionale che è sempre rimasta nel cuore, oltre che poi ci accumulava il lavoro anche poi sui palchi. Siamo stati per tanti anni, quasi un quarto di secolo insieme, perché lui accompagnava i cantatori come chitarrista e noi accompagnavamo con basso e contra, io e il mio compare Agostino Valdés, che oggi non è potuto venire per motivi di salute, insieme al fratello Marco Melis, che è qui presente, grandissimo artista, anche lui improvvisatore di poesia sarda, un tetus, praticamente una famiglia di artisti. Io con questo vi saluto tutti, vi ringrazio per questa partecipazione e un grazie a voi che state facendo una trasmissione bellissima. Grazie a te, Giovanni. Giovanni, anche per te Francesca darà un ricordo di questa serata, una targa che porterai con te per... Grazie Giovanni. Bene Giampaolo. Prendi la posizione, stai a sinistra. Purtroppo devo avere questo davanti, però. Allora, Il prossimo artista è qui, lo chiamano l'Albano di Sardegna, perché la sua voce arriva veramente fino in cielo, una vocalità straordinaria, sia a livello di timbro che a livello di intonazione, davvero magnifica. È un cantante campidanese che ha fatto la storia della musica in Sardegna. Tu pensa che ero un bambino e io ascoltavo questo cantante, ero affascinato perché come saliva lui, cioè neanche Albano saliva. Pensate un po', all'età di 9 anni inizia la sua carriera cantando al festival Ottobrata Egresiente, presentato da allora Enzo Tortora. Da lì canta con vari gruppi musicali sardi, incide il suo primo 45 giri alla Strega Records di Cagliari di Marcello Mazzella, la canzone L'Isabel in inglese, scritta dal cantante e bassista Toninetto Salis. Signori e signore, Paolo Boi. Ciao, buonasera a tutti. Come state, bene? Voglio sentire sì. Già fino allora. No, io sono felicissimo di essere qui questa sera. Non voglio parlare perché non sono bravo nel parlare. Stavo dicendo, la prima canzone che ho scritto tanti anni fa è stata dedicata ai minatori. Io vivo a Iglesias e dunque ci sono tante miniere e ho dovuto scrivere questa canzone perché mio fratello
adesso non c'è più, lavorava a miniera e mi ha detto un giorno: perché non scrivi una canzone sui minatori? Ho preso e pian piano l'ho scritta, però dopo un po' l'ho lasciata perché non sapevo come terminarla. Poi c'è stato l'evento nel 1985, è arrivato Giovanni Paolo II, il Papa, Iglesias, e lì ho avuto così l'occasione di terminare questo brano che vi presenterò adesso. Ascoltate bene le parole. Poi come secondo brano sono tutti brani scritti da me, è Ballendi, di questo ragazzo che va in questa piazza e si innamora di una ragazza che vede ballare il ballo sardo e riesce a conquistarla. E poi ho scritto la canzone al contrario di uno che è stato fuori dalla Sardegna, rientra in Sardegna, ritrova gli amici, ritrova tutto quello che aveva lasciato e trova anche l'amore, si sposa e ne ha per titolo Antigalera. Adesso vi dedicherò Negli Abominadori. Grazie, un bel applauso. Minaroli ti canto una nebbia, tutto di travalente su terra, babulugi si miniera, oh Minaroli ti canto una nebbia. Non ti mancherà sa forza e sentimento, ci si lontani e non t'arrendi mai. Canto su lori, lamento e stanchezza. Oh Minaroli, io ricanto una degna. Me la gente adonau sapirà, canto un'anima sa affatto gai, ma sa miniera non devi serrai. Oh Minaroli, te ricanto una degna. I sacrifici su chi ha si affronta, posa famiglia ti ha si lontana, ma questa vaga e non basterà mai. Oh Minaroli, io ricanto una legna. È un amico, oh ricordarlo, oh Minaroli, è un canto, una degna, a Giovanni Paolo II, in terra nostra se si arriva come te Deus, Deus,
Adesso vi voglio partecipi a questo. Vi è piaciuta? Che contento che sono. Adesso vi voglio allegri, se riuscite a sostenermi con il battito delle mani, ok? Fate la fede che ci sono zanzare, cosa non lo so. Siamo pronti? Allora, io parto. Ci sei Alessandro?
immagina, sì, un po' dolutenti. Signora, dove... Io gli do la tonalità. Allora, dovete fare bom baridion baridion baridion. La piccola O è M finale, ok? Allora, bom baridion 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 bim bombea. Facciamo una prova, dai. Siamo pronti? Siamo pronti? Facciamo una provettina. Io inizio, Allora. Bom baridion 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 bim bombea. A voi? Perfetto! Via! Bom baridion 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 bim bombea. A voi! Facciamo fare un altro pezzo? Facciamo fare un altro pezzo, che questo è forse il pezzo più sentito dedicato a Mariano, vero? È una preghiera. Sì, una preghiera che ho scritto immaginando, non io, va bene, immaginando un padre e una madre
del figlio che vede il padre, piccolino, vede il padre tutto il giorno lavorare la terra, sai, quando terminano di lavorare la terra, sino a quando diventa buio, e ascoltare la madre parlare in cucina e iniziare a cucinare. E questo è piccolino. Poi quando i genitori vengono a mancare, questo ragazzo è cresciuto, una notte fa questa preghiera alla Madonna, seduto nella stessa sedia che usava il padre quando poi terminava di lavorare, si sedeva sempre lì. E dunque ho voluto ricordare in questa notte stellata i genitori che... Di chi è scritta? Mia, lo scrivo tutti io le canzoni. Paolo non è solo una grande voce straordinaria, ma è un cantautore di grande calibro. Vabbè, io e te qua non ci facciamo niente. Vediamo Vai, cosa. Paolo, a te, il tuo pubblico. Ciao, ciao, grazie, vi ringrazio, siete troppo giovani. Allora, questo brano è intitolato, ascoltatela, è intitolato, questo canto che fa questo ragazzo per i genitori che non ci sono più, è intitolato Non ti deve preghiera. Grazie. Grazie, grazie. Non avete pianto, no? No, grazie. Salutiamolo ancora con un grande applauso, ma prima prendi il tuo ricordino, Francesca. Aspetta, c'è anche per te. Il premio... non incominci, stia già. Paolo.
adesso devi lasciare 50 euro come esci poi per la targa, va bene? Bene. Grazie, proseguiamo. Giampaolo, ma Adesso dobbiamo abbassare il livello No. della serata, io lo so. Ma non è vero Giampaolo. Io siccome so già chi deve arrivare. Ma il prossimo artista ha fatto la storia Allora l'ho presa di e la comicità. Ma È perché? in Sardegna, è un grandissimo artista. Malegando. Grande, come diceva Mina. E chiamalo tu. Signore e signori, Aspetta. Diciamo. diciamo. È un artista, a malincuore lo sto dicendo, proprio perché è un artista, cantante, autore che ha avuto un'importante carriera nel panorama musicale sardo e italiano. È noto per la sua capacità di mescolare la musica popolare sarda con influenze contemporanee. Oggi si esibisce da solo in vari spettacoli teatrali e musicali, dove la sua espressività e la sua presenza scenica sono sempre molto apprezzate. Dillo tu. Signore e signori, il grandissimo Alverio Cau. Troppo grande così, grandissimo è troppo. Peccato non potevi vedere un attimino, me li fai vedere un po', grazie. Buonasera a tutti. Aspetta che levo quest'asta perché sennò poi esce che poi devono levarla con Photoshop dalle foto. Grazie. Ciao quarto e dintorni. Allora, prima di tutto dovete capire il perché io arrivo dopo Paolo Boi, al quale vorrei che facessimo un grande applauso. Paolettino Boi, ma perché io dopo? Cioè, perché io potevo dire prima, no, perché se io fossi venuto prima sarei stato Cao Boi. Allora io ho detto fai così, manda prima Boi e poi Cao, così non c'è questa cosa che... Perché io poi con questo, lui col suo cognome, io col mio, non è semplicissimo da portare, e neanche il nome, Alverio, pensate questa cosa qua. Alverio che nome è? È un nome d'arte? No, il mio nome di battesimo. Pensate questo nome qua. Ovviamente chi me l'ha dato? Mia mamma. San Gloria sia. Mamma. Ma io nasco e lei mi chiama Alverio. Perché io quando ho potuto parlare gli ho detto mamma, ma perché questa cosa? Tutta la vita questo nome che mi hai dato? Facile, dice figlio mio, ti ho dato il nome del medico che mi ha salvato la vita, il dottor Alverio. Sì mamma, ma di quel medico Alverio non era il nome, era il cognome. Mamma! Perché questa cosa? Un timbro tutta la vita, Alverio. E non è facile, io quando mi presento anche è difficile. Oggi vi voglio aiutare per capire com'è Alverio, vi faccio lo spelling. Spelling, quella roba là, quell'americanata lì. Albagiara, Lodè, Vidalba, Esporlatu, Riola, Itireddu, Allolai. Esercitatevi! Cau, più facile, Cabras, Albagiara, Uta. Facilissimo. Mi ha chiamato l'Inps, io sono pensionato da 3 anni, felicemente. Mi ha chiamato l'Inps, buongiorno, sai, per un controllo sulla sua pensione, se per cortesia mi dà il codice fiscale. Signorina, la stavo aspettando. Prenda carta e penna. Cabras Albagiara Utta, come? Lo devi dal Barriola, come? A studiare la geografia sia. Signorina, 58 se 1 19, lo de 321 Esporlatu. Fatelo anche voi. Io l'ho fatto. Signorina, come fa, signorina? Mi passi, signor Impis. Tutta la linea. Non ha richiamato mai più. E poi adesso il discorso cowboy, attenzione, cose importanti. Doppi cognomi. Vi dico solo questo, poi passiamo ad altro. Doppi cognomi. Adesso c'è per la parità di genere, no? Bisogna mettere si possono mettere i doppi cognomi ai figli. Allora, pensate che io ho prevenuto questo problema, perché ero fidanzato da ragazzino con una ragazza che di cognome faceva proprio Boi. Ora, se ci fossimo sposati, i signori cowboy e i figli maschi Boy Scout. No, ma non scherzo, io con questa cosa ci sono andato avanti, l'ho dovuta lasciare per questo. Io lei mi dice, ma perché mi lasci? Non lascio la razza verdi. Lo so io perché ti lascio, perché poi quando poi avrestimo avuto figli non si sa come avrestimo potuto finire. Ecco, quindi a quel punto lì io l'ho anche cercato di recuperare, perché mi piaceva, era una ragazzina piccoletta ma aveva una bella quinta abbondante, che io col seno di Boi ho detto magari qui
se si ricominciano. Comunque, signori, a questo punto io vorrei dire, porto in giro che cosa? Identità, porto in giro vernacolarità. Io adoro le cose dialettali, sono molto appassionato di queste cose qua. Vi voglio dedicare, a proposito di contaminazione, in apertura, una canzone napoletana. Voi direte cosa? Allora, canto. Che bella cosa è una giornata sole, l'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca appare già una festa, che bella cosa è una giornata sole, Pirai Gnusa. Ok, detto questo vorrei parlarvi di un tema particolare, anche l'internazionalità della contaminazione delle identità. Ed è un discorso che va a parare anche con un tema importante, che è quello della giustizia. Già non è stata una giustizia per me avere quel nome che ho, però insomma questo ormai fa parte, me lo tengo e non c'è niente da fare. Però essere internazionali significa anche lasciarsi contaminare, no? Cioè non dobbiamo essere così. Infatti vi ho dato una dimostrazione adesso del fatto che un canto, un napoletano può anche diventare qualche altra cosa. Voglio andare oltre ed essere ancora più internazionale. C'è un brano che è stato portato al successo da Fabrizio De André. Voi sapete tutti chi è. Nel senso che tutto un disco era stato scritto da lui. C'era in mezzo a queste canzoni una canzone che si intitolava Il Gorilla. Qualcuno la ricorda? Ok, Il Gorilla tutti pensano che sia di Fabrizio De André, ma in realtà è di Georges Brassens, che era un grande chansonnier francese degli anni 50-60, un anarchico, che aveva scritto una canzone che aveva a che fare proprio sulla giustizia. Io ve la voglio presentare perché tra l'altro l'ho portata proprio al premio Brassens un paio d'anni fa e adesso sto per pubblicarla. Quindi ho il piacere di presentarvela perché comunque è stata interamente riscritta. La canzone era Il Gorilla, appunto, e diventa Bette Muninca, che grande scimmia in limba. In questo senso voglio dire, parlando di giustizia, che sono delle cose che davvero sono difficili da accettare. Oggi tante cose sono difficili da accettare, cose ingiuste, ce ne sono tante, le vediamo tutti i giorni. È ancora terrificante sentire, come ho sentito una notizia ieri, che una donna è stata uccisa da un signore che era stato già condannato. Quindi queste sono le cose, non è tanto il discorso di una magistratura che poi fa il suo corso, ma sapere ancora che ci sono queste situazioni è assurdo, perché se qualcuno ha un problema va assolutamente isolato, bisogna impedirgli di agire, invece continuiamo a vedere queste cose. Queste sono cose ingiuste. Brassens affrontò a suo tempo il tema in questa maniera. Bette Muninca, che grande scimmia. Dai cabresone uomini encerradas, la gente miraba con ojos saludos, una monica que una mirada, y querían saber quién me da foto, en pago de cobro de sirronza, esas comares de gusto y guinado, vine mirante con animali, non ero io e malato insertato, e su Bette Muninca, tutto del foto de cosa galera, io evitando vos animales, sapere l'estra, de manera, nara che mi cerrada male, Monica buone su vedi fora, nara de hoy e me cazzo sacana, so galupini da e a tisodora, sino che morzo e a pinicana, e su Bette Muninca, come su me sta pominente, a torturare de stare attento, tu rapido femminile che si sente, che se non sei vera che maledetto, nunca sa gente por si sa compreso, e fu l'estra inconsiderata, pensa sa femmina chi di un peso, chi tu si idea il male va d'andare, e tu Bette Muninca, in se corre ne tutta fuile, da una lasciate la svariente, ampa sulle stronazze per sempre, e uno iudi che caro non sente, tanto grido tutti sono covados, sabes stiamo per l'estro su basso, iudi che pensa los adattopados, e si lo prima di curso zasso, e dovete morire, si che un luchele sai, sta narara sia su chi si sia
misero si mi fa tende, e dovete muninga, una pera orca può disseverare, che la purine a Parasamur, a sogni a satterati che restare, adesso vi serve l'antioso sicuro, ma la muninga mi l'ha allontanato, che sia te mica il marrone, ero prima che l'ha provato, e si lunara a tener ragione, e dovete morire. Brinca la hezza e non te ne duda di montarino, non sono magistrato, guai se non la viscomo l'azzurra, e si lurea la cosa un sobrato, su questo stato qualche tambura, non si vuole contare tutto, per lui scolorare ancora. De stare muto s'ha fatto foto, e dovete muninga. Poi nato solo in questa battaglia, di costumare questo è bordello, a poche altre su questa mamma, franca su giudice che vitello, veramente mamma commenta tutto, in una sentenza si l'ha contestato, sati e prima commento tutto. Sapida dai tubi che l'hanno segato e dovete muninga. Grazie. Testo riscritto da Michele Pioletta, grandissimo artista, scrittore contemporaneo. 2 parole sui miei trascorsi. Io nasco a Tramazza, un piccolo paesello di 700 anime. Nasco in una famiglia molto povera, 5 figli. Io sono in mezzo, io sono il terzo di 3 figli maschi, poi 2 femmine. La particolarità, il primo nasce, poi il secondo, mio fratello, arriva dopo 14 mesi di distanza. Io dopo 14 mesi di distanza da mio fratello. Mia sorella 28 mesi di distanza da me. L'altra sorella 56 mesi di distanza dall'altra. Io ci ho studiato sopra. I miei genitori erano fertili a multipli di 14. E c'è gente che questa cosa avrebbe dovuto studiarla. C'è roba da Angela Piero, il babbo di Alberto Piero, roba da Quark. Era una cosa pazzesca. Loro avevano la loro rete di amicizie tra di loro. Avevano 2 follower, uno con l'altro, capisci? Mia mamma era una donna di polso, una donna che applicava la legge Montessori, no? L'educazione, prima di tutto. Lei ci picchiava preventivamente. Lei, tra l'altro erano tempi in cui si faceva tutta a mano, no? Lei faceva la pasta a mano, lei faceva il dolce a mano, lei faceva tutto a mano, lei ci picchiava a mano. È un polso che non avete idea proprio nell'educazione, c'erano tutti i giorni l'ora della sussa, ci faceva mettere, ci chiamava, dai Elpidio, mi sbagliava il nome mia mamma, dai mettiti che tocca a te, capisci? E ci faceva mettere, proprio così. Allora lei zaccava 3 scudisciate, così, aveva un copertone che mio babbo vendeva le biciclette, lei tagliava in 3 pezzi per picchiarci, e zaccava 3 scudisciate perfette, l'uno dall'altra, distinte, nette, rosse. Ci chiamavano la famiglia Adidas ed eravamo ancora scalzi, pensate. Questo era allora l'educazione in povertà. Lei era anche appassionata, era anche pedagogista, faceva 3 colpi e un calcio in culo. Sì, ma perché ci stava a quel punto lì, era una cosa simpatica, no? Per lei era così, a prescindere, noi non avevamo fatto nulla, però lei ci picchiava perché bisognava. Meno male che non ci picchiava mio babbo, che appunto aggiustava biciclette, se no ci avrebbe picchiato col manubrio, e sarebbe stata tutta un'altra storia. Meno male che non c'era il telefono azzurro, se no anche quello avrebbero usato. Questi erano quei tempi dove c'era questa educazione molto ferrea, molto rigida. Poi dopo sono andato a Santa Giusta, avevo 12 anni, nel 70, arriviamo a Santa Giusta, lì inizia il mio percorso musicale, ok? Inizia il mio percorso musicale, però nel periodo che ero auristano è successo che io sono entrato dentro un mondo meraviglioso, che è quello che i bambini poi sognano di realizzare da grandi. Io ero proprio su Brugo, dove nasce la Sartiglia. Non so se qualcuno di voi ha mai visto la Sartiglia auristana, ok? Tutti i bambini sognano di diventare compositori. A me è successo questo, perché ho vissuto le vestizioni, le svestizioni, le scuderie. Vi consiglio di andare a vedere queste cose se andate a vedere la Sartiglia, non tanto la corsa, la stella, eccetera. Quindi poi ho cominciato a cantare, insomma a suonare. Chiaramente non ho potuto maturare questo sogno, però scrivere canzoni aiuta proprio a realizzare i sogni. Quindi un giorno io ho scritto un brano che
parlando sempre di tema della serata, è un rap and tina, una repentina. Don Paolo, prego. Grazie. Chi vermite si vonge la canzone, cain di Dio e mi intendo in sa gloria, noi cosa prodotto sa po' di scrissa storia. Mi dormi d'occasione, scetti che notti mi da fai pisao, casso maiorali mi accelerao, cosa stretto e vanno e non vidi a sora, che si da ribara sa di sta candellora. Sugolo mi frega, mi dotto questa gente, dotto questa gente in testa sotia, come mai coraggio già in sta scuderia, e cammina innanzi sul terzo e secondo, poi man mano intendo su quello del suo mondo. Voglio guai a questi dei conservatori, poi tre giornali, siamo poi noi. Che sapendo cosa, stava questa spada, tua questa rosa, stava sai a manna sul stocco e si stella, non potevo deo andare sotto europea. Le grazie a Dio te ha su cuore Gesù, sanava che arrivedi, Dio sa cosa è te lo su. Grazie di cuore. Grande applauso per te Alverio. Grazie, ma tu casa vero? In che senso? Che domanda è questa? Certo sì. Allora, Vuoi che torni a casa? sì. Vabbè.
Allora, anche per lui abbiamo un riconoscimento. Un piccolo ricordo anche per te, Alberio, grazie di essere stato con noi a Sonos de Vida. Grazie. Grande artista, grandi livelli, Alberio Cau. Grazie di cuore, grazie. Cantare dopo Paolo Coelho sicuro che non è semplice. Grazie Alberio, grazie. Allora, andiamo Ma avanti. stiamo per arrivare alla fine, Cosa Giovanni, c'è adesso? ecco. Allora, noi ci teniamo a fare un ricordo, vorremmo menzionare colui che quest'anno ha vinto il premio che abbiamo istituito, il premio Fieli Urru. Francesca, vieni pure, vieni. Ecco, quest'anno il premio Fieli Urru è stato assegnato a Simone Monni, al quale farei un grande applauso, per l'amore verso la tradizione e la salvaguardia della lingua campidanese. Simone stasera non è potuto essere qui con noi, però questo premio è per te, Simone, quindi andremo presto a consegnartelo a Burcei. Grazie. Andiamo avanti con un artista strabiliante, straordinario, a cui voglio molto bene. Lui è il fratello di Mario Melis. Nella famiglia Melis è sempre respirata l'aria del canto e della tradizione, e lui sin da piccolo appunto ha iniziato a improvvisare in lingua campidanese versi nel canto, nella poesia campidanese. Lui si chiama Marco Melis e lo accogliamo con un grande applauso. Stasera si esibirà con suo nipote Alessandro Melis. Marco, a te e il tuo pubblico di Sonos de Vida. Grazie infinite per avermi dato la possibilità di partecipare a questo grande evento, per l'appunto il grande memorial dedicato al grande maestro di chitarra Mariano Melis. Ed è a lui che stasera voglio dedicare alcuni miei versi di improvvisazione.
S'anima buona prenu su teatro. Grande artista, posso stile antico e moderno, merita su un uomo del riguardo, posso stile antico e moderno. Posso stile antico e moderno, insieme su sistema planetario sardo, se esiste stella brillante in eterno. Merita solo del riguardo, se esiste stella brillante in eterno, insieme su sistema planetario sardo. Marco, una delle voci più rappresentative del nostro Carpinano, ci ha utilizzato con dei versi che hai scritto per il nostro Mariano e sono veramente bellissimi. Noi ti ringraziamo di essere stati qui con noi a Sonos de Vida. Grazie. Anche per te un omaggio, Francesca, vieni. Salutiamo ancora Marco con un grande applauso. Grazie. Grazie. Bene. Veloci. Siamo arrivati alla fine, quasi alla fine. E io per presentare il prossimo artista farei salire Francesca con un simbolo molto importante. Questo è un cilindro, giusto? È un cilindro che rappresenta, secondo me, in tutti i sensi il prossimo artista. Perché il cilindro contiene tante idee, tante parole, tante musiche e il prossimo artista veramente ha segnato un cammino straordinario nella nostra terra. Pensate che ha scritto un brano che dopo Adioso Adiosa è decisamente il brano più cantato e interpretato in tutta la nostra isola, vero Giampaolo? Sì, se io vi dicessi che si chiama Angelo Pilo, vi dice qualcosa? Chi è sto Angelo? Cioè, Angelo Pilo. Adesso invece vi dico realmente chi è. La sua musica, caratterizzata da testi profondi, racconta storie di vita, della cultura e sull'identità sarda
È noto per la sua capacità di trasmettere il calore e la bellezza della Sardegna attraverso le sue composizioni. La sua voce potente e melodica lo rende riconoscibile nel programma musicale sardo e italiano. Signori e signore, Soleandro! Ringrazio Sabrina e Alessandro, che ho avuto il piacere di conoscere quest'anno dalle mie parti. Io sono nativo di Ploaghe, un paese in provincia di Sassari, e mi fa piacere partecipare a questo secondo memorial rivolto a quest'uomo che io non ho conosciuto, però ho sentito le sue gesta e volevo fargli ascoltare alcune canzoni di mia composizione, una delle quali ha iniziato il mio percorso in lingua sarda logudorese, faceva così. Canto da penteso mia, canto in pizzi mia, sa che terra di capizia, so canto de zizzetta sola, ascolta io. Canto da penteso mia, canto in logudoro, stillo de sucoro e ballo, dai giovani de Maria. Canto da penteso mia, canto di essere barcata in processione, so scostumende so salto, con più parole, so scapito de Sayara, su burrone de Donara, baronessa tira mia, liberazza gente tua, è pigata messa tutta, canto pieno da chiamata, mere manna mea. Canto da pinteso mia, secolo ste mamutonese, di sopradolese, a mammoiata te obbifia. Canto da pinteso mia, sutta socorale scanto zatterole. Oh, canto vane carasao, e fatto va tu cannonao. Dai su base su bastone, cantasse a slem colore, e in su mane muro vera, salla un'ega sono tutto un pare in trullere. Io vi canto una piccola Ninna Nanna che avevo scritto per la parte infantile che c'è in noi. È un piacere questa canzone, sapere che la stanno cantando nelle scuole i bambini, ed è proprio una filastrocca. Mi è venuta una sera così, faceva così, ve ne canto un pezzetto. Dormi su pizzino, custa culla e oro, pro di lamentare dai noi seppellito. Mamma vesta facca, babbo a saperala, in mezzo un bisetto che prende oro.
Tu sei su mondo amore, tananato chi sei redentore, luce di ogni stella o sole, tu è guerriera contro il suo dolore. Nina, oh, Nina, oh, Nina, provviso pizzino in questa bullevolo, pro di lamentare dai noi sedelli, mamma di sta facca, babbo a saperà, in mezzo di se tu è che prendevo. Tu sei su mondo amore, per nato chi sei soffizza e redentore, luce di ogni stella o sole, tu è guerriera contro il suo dolore. Su mondo amore, tananato chi sei redentore, luce di ogni stella o sole, e tu un giorno diventerai un guerriero contro il dolore. Oratore, Nina, hanno buttato anche la pasta, figlia mia. Nina, oh. Allora, volevo regalare un CD, ce l'ho portato, mi porta sempre un po' di fortuna, voglio regalarlo a Sandokan, sì. Ho scelto te, ti ho chiamato Sandokan perché era un ribelle, un rivoluzionario che voleva salvare la sua terra dagli inglesi. Mompracen, quanti di voi se lo ricordano? Io spero che anche la nostra terra venga salvata da queste parole eroiche. È possibile. È tutto un programma. Ecco, il fotografo. I fotografi immortalano le cose, l'immagine, la nostra immagine, e noi somigliamo a noi stessi. Io sono un bambino a volte capriccioso e un giorno mi ero messo in testa, gli ho detto alla mia compagna con la quale condivido la vita da 35 anni, ormai la chiamo la mia assistente sociale perché mi sembra giusto nei suoi confronti, e gli ho detto: amore, vorrei scriverti una canzone immortale, una canzone sarda con questo idioma logudorese, questo luogo d'oro, logos, parola d'oro. E così ho scritto questa canzone che vi canto, però mi è venuta un'idea, vorrei veramente invitare qua vicino a me gli amici che ho rivisto dopo tanto tempo, perché non è spesso che vengo da queste parti, quindi se vi va, tutti coloro che hanno cantato possono venire qua vicino a me per cantare questa canzone, e magari la cantate anche voi insieme a noi se ricordate qualche parola. Ecco qua, lei, siamo fidanzati da mezz'ora e siamo, come ha detto tua sorella, siamo fatti uno per l'altro, io per una e lei per un'altra. Eccoli qua, tutti quanti insieme, riuniti, anche perché in Sardegna abbiamo
Accomodato. No, qui farei sedere il fisionomicista, il ragazzo Pisi, dove sei? Mettiti, lui è un ragazzo straordinario, da piccolino pensate che rubava le ciliegie dal Porceli per portarle in un altro paese, per arricchire di tradizioni anche i paesi uniti. E ha una faccia particolarmente simpatica, anche se ride dentro. Volevo salutare la moglie di Miriam che ho conosciuto oggi e Alessandro Melis, questo ragazzone che è seduto dietro, che è un talento straordinario da cui e questo è bello, io l'avevo imparato nella scuola d'arte che aveva fondato Mogol, quando frequentavo quella scuola lui diceva sempre che è bello, la musica deve unirci, non deve dividerci. In Sardegna siamo storicamente conosciuti come un popolo pavos, locos e malunidos, diceva qualcuno. Dobbiamo cambiare questo paradigma e spero che questa canzone possa fare la sua preghierina per l'anno. Facciamo così. Lontano dai a te, che vive il sale avrai da in che se la saio faghe volare un mistero alla mare ancora saliva meravigliosa mia sposa, fresca e forza delusa, tanta bellezza dentro e e serra rosoio felice tue e poi impari a poso coro freddo e tu vivo mare mio e esa mano mia cadero sui denti anima mendula in fiore profuma sei e tu sei sul frutto su vero amore se non è calà a sereno e su sole
crederci di più. Allora io direi che non c'era un modo migliore di concludere, Soleandro, con la tua presenza fantastica e meravigliosa, con la tua mente straordinaria, con le tue parole che vanno dritte al cuore. Io chiamo Francesca perché anche tu avrai un piccolo ricordo di stasera. Francesca, rimani qui con noi. E questa la vogliamo fare un applauso, è la figlia di tutti. Poi è un onore aver incontrato, pensate che con Paolo Boi nel 1700, quando Napoleone ha perso a Waterloo, abbiamo fatto un programma, forse voi ve lo ricordate, era Videolina, si chiamava Avanti un altro, che io mi avevo fatto la casa con i mattoni e a lui gli tiravano i fiori perché era già bravo ed eccezionale. Paolo ha questa capacità, io vivo ad Alghero e quando lui cantava da bimbo a Iglesias non c'era bisogno di amplificazione, noi sentivamo il suo canto. E il nostro Paul Simon è il nostro fantastico. E poi vabbè, ho conosciuto la Camara oggi, almeno ci conosciamo, poi c'è mia figlia, ma è questo carabiniere che non mi... Non ti do resto conto. Molte persone pensano che sia Don Diego della Vega. Invece sono Don Macchi. E poi un applauso lo vorrei fare al fonico, sembra un ragazzo buddista, non parla mai, ma è bravissimo, e poi un altro tributo lo voglio fare, per me è un maestro, io ho avuto anche l'onore di fare 4 chiacchiere, di fare qualcosa con lui a Cabras, ed è con noi in mezzo a voi Andrea Cutri, che è bravissimo il suono. Allora, grandissimo Andrea. Allora direi, Soleandro, che possiamo concludere la serata. Ci sono un omaggio floreale per la nostra Francesca e quindi facciamo un applauso e chiamerei sul palco Alessandro Melis. Facciamo fare un grande applauso. Annarella Stocchino, vieni sul palco, c'è un omaggio floreale anche per te. Vieni Annarella. Doverosi sono i ringraziamenti per tutti gli artisti che si sono esibiti qui stasera, per voi pubblico che siete stato così caloroso con noi, il comune di Quartu Sant'Elena che ha accolto il nostro invito e ci ha coadiuvato, quindi farei un grande applauso al comune di Quartu Sant'Elena, tutti i fonici, tutti i tecnici, 2 associazioni in particolare per i preziosi consigli che hanno supportato l'idea mia e di Alessandro Melis, Agenti Arrubia, di cui abbiamo oggi i rappresentanti stasera straordinari, e l'associazione turistica di Quartu Sant'Elena nella persona di Rubimatta. Entrambi ci hanno davvero supportato e aiutato in questo progetto. Giampaolo. Io voglio fare un grande applauso a Sabrina Santi. Grazie Sabrina, grazie dell'invito, sono venuto con piacere qui. Grazie a tutti voi, scusate se sono stato un po' invadente qualche momento, però è il mio personaggio quello di essere un po' iena sarda, un po' provocatore. Grazie davvero. Annarella, vuoi dire 2 parole? Vieni. Ringrazio tutti. Ha detto che non voleva parlare, Sabrina. Allora, non ultimo, la famiglia Melis, nella persona di Daniele Melis e Lucia Secci, che ci hanno aiutato a realizzare tutto questo, quindi grazie veramente a tutti. Speriamo di non aver dimenticato nessuno, ma come diceva il Papa, se sbagliamo ci corrigerete, così era. Tanti auguri a tutti, buone feste. Vi salutiamo con questa canzone che avevo scritto nel 2006, ed è una canzone in cui tanti artisti sardi si sono uniti insieme, è una cosa meravigliosa, e oggi approfittando di questo ensemble, di questa famiglia allargata, vogliamo augurarvi a tutti il buon Natale con questo brano che avevo scritto che si chiama Augurios de Gor. Grazie. Tanti auguri.
mano in coro pregende, salveschere e salie, luce molto tua e sentende, chi vale lieve che mie. Maria Luisa Corcio cantava, e io chi so mamma l'intendo, su coro cantende tue, misterio e somini un segno, figlio e sobato i bambini del coro di Santa Agostino di Sassi. Contro gli Stentales, la voce era quella di Luciano Pigliero, per lui ho scritto: si così spella come te creo, pinzas ascoltimo aleno, non firre maggio, Melchiorre Moreno, poeta nostro sinchelu, canta di nulla, notte de luna e di bianca fortuna, mendula e pruna, Maria Giovanna che mediterranea, tua terra incantata, meravigliosa natura, più grande tenore sardo, Francesco De Muro. Augurios de coro. Anche a voi, passate bei momenti, buone feste. Grazie. Scusate, non fate mai mancare gli applausi agli artisti, perché se voi non steste, noi non fostimo.